Buongiorno, buongiorno, buongiorno e bentrovati ad un'altra puntata di Attenti a quei due, la voce che sentite, come consuetudine, quella di Alessandro Bradoardi dalla Chiarella, e al mio fianco chi c'è? Al tuo fianco, come sempre, Andrea Villa d'Adesio. Ciao a tutti e buona Padania. Mi suggeriscono dalla regia appena svegliato Andrea Villa. Salutiamo dall'altra parte del vetro il nostro regista Giulio Cesare Carnelli. Grazie. Ciao, Giulio. Ciao Giulio, ciao nostro regista. Bene, come avete sentito dalla voce appunto di Giulio Cesare Carnelli, stiamo ascoltando, stiamo seguendo in diretta quelli che sono i lavori del Consiglio regionale di Regione Lombardia per l'approvazione, per la votazione del referendum riguardante lo statuto speciale della regione, appunto. E quindi qualora dovessero esserci appunto interventi da parte dei nostri rappresentanti della lista Lega Nord Padania oppure della lista Maroni Presidente, non abbiatevene a male, anzi ascoltate con interesse gli interventi, così potrete essere anche voi a conoscenza di ciò che sta avvenendo nel Parlamentone regionale, certo. Qual è la posizione che appunto stiamo tenendo in merito all'argomento. Appunto perché quella di oggi potrebbe essere una giornata storica, Radio Padania sta seguendo con particolare attenzione e la votazione dovrebbe essere prevista per il tardo pomeriggio, appunto al termine degli interventi. Ma prima di entrare nel vivo della trasmissione, Ale, io volevo fare una cosa che non ho fatto ieri perché mi sono dimenticato. Volevo farti auguri perché ieri è stato il tuo compleanno. Diciamolo anche a tutti gli ascoltatori. Ieri era il compleanno del Brandu, ha fatto 25 anni. Sì, il resto mangia. Io ti ringrazio per questi auguri in diretta, non me li aspettavo. Ieri ti giuro, mi sono assolutamente, completamente dimenticato. Chiedo scusa. Sei perdonato per questi auguroni in diretta da Radio Padania Libera. Di solito sono io che li faccio in diretta e non me li aspettavo. Quindi ascoltatori, se qualcuno di voi oggi vuole chiamarci e scriverci, lo può fare anche e soprattutto per gli auguri. I numeri sono sempre gli stessi. Ecco, allora io colgo l'occasione, visto che l'hai detto, ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri in privato, su WhatsApp, ma anche su Facebook, e se non sono riuscito a ringraziare qualcuno è perché purtroppo il nuovo sistema di Facebook per fare gli auguri mi sono reso conto che non te li fa leggere tutti, perché me ne sono arrivati più di 300, ma io assolutamente 300 non li ho letti, non so neanche dove diavolo andare a recuperarli. Quindi grazie a tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri. Ma caro Villa, non perdiamoci in Radio Caz nostri. Giusto. E, a tambur battente, come consuetudine, andiamo a leggere quello che è l'ultimo post del nostro segretario federale, il mitico capitano Matteo Salvini, che circa un'ora fa twitta così: terrorismo, Alfano convoca un vertice al Viminale alle ore 20, invitati anche un talebano, uno scafista e un caporom. Caro Villa, queste cose... Certo, bisogna sentire le opinioni di tutti. Ma queste cose dov'è che succedono? Succedono in un paese del Menga. Mi sembrava a me che succedono solo in un paese del Menga. Certo, in un paese normale. In una foresta del centro Katanga c'era la tribù dei Vakaputanga, l'era una tribù dei Neger del Menga, grande ciò. Chi è il gran capo della tribù dei Vakaputanga, secondo te? Secondo me un ministro. Il neocapo appena nominato da poco tempo è Alfano. Alfano. Secondo me è il signor Alf-Ano.
Vabbè, cosa ti devo dire? Al-fan. Magari qualcuno che ci sta anche ascoltando il disco, ma che cacchio di andare lì a fare in disco? Ma oramai non ci resta che anche scherzare e ironizzare in maniera pesante, perché qui siamo veramente in una situazione che io non riesco più a capacitarmi. Ringrazio anche Mauro Piottini, detto Peter, che mi ha fatto gli auguri in diretta. Anche a me mi sono smentegagliare di fatti gli auguri, carissimo compaesano Ciarlasco, grazie. E purtroppo qui le disfatte. Salutiamo anche la velina che è arrivata in regia. Ciao. Non la ciao vedo. L'Angela, salutiamo. Ciao. Eri dietro la colonna, non ti avevo vista. La velina bionda. La velina bionda. Aspettiamo anche la velina mora. Aspettiamo anche la velina. È il regista la velina mora. Porca miseria. Allora mi fermo con la bionda che va benissimo. Sì, ci fermiamo alla prima. Allora, tema della scorsa settimana, della scorsa trasmissione è stata appunto la giornata del ricordo. Anche qui ringrazio tutti coloro che ci hanno fatto i complimenti per la trasmissione. So che, come vi diceva Sammy, anche a lui sono arrivati i complimenti per quello che insomma è stato un po' l'escorso, un ripercorrere quella che è stata la storia, una bruttissima pagina della storia italiana, ma della storia soprattutto del nord-est italiano, appunto come si chiama? L'esilio di fatto delle popolazioni istriano, dalmata e giuliano. E vabbè, niente che dire, abbiamo già detto tutto settimana scorsa. Grazie ancora per i complimenti. Se volete riascoltare questa trasmissione, che qualcuno se l'è persa, non dovete fare nient'altro che andare sul canale YouTube di Radio Padania Libera e nelle puntate caricate andate a ritroso a cercarla, ed è chiaramente quella del 10 di febbraio, una settimana fa. Il tema di oggi, Andrea Villa, quale sarà? Ho dato un titolo così un po' d'effetto, un po' altisonante, che è altro che schiena dritta, qui c'è solo un ventre molle. E perché c'è un ventre molle? Beh, insomma, voglio dire, basta prendere in mano i quotidiani di oggi. Certo, quelli di sinistra, tipo La Repubblica, magari fanno fatica a scriverlo a chiare lettere in prima pagina, ma altri giornali... No, ma poi Repubblica, titolo di Repubblica, Tripoli, agite o l'IS arriva a Roma, non la chiamano ISIS loro, perché ISIS è il nome che fa paura, quello che ti fa mettere sull'attenti. IS invece è un po' più soft. Supermercati IS arrivano a Roma. Renzi frena sull'intervento militare. Renzi frena sull'intervento militare, invece io ho letto di un tweet che smentisce di fatto il suo ministro, quindi non si capisce bene, ordini contro ordini, qui nulla è chiaro. È un casino. Mentre invece i giornali in prima pagina, in maniera, diciamo, tra virgolette, un po' più coraggiosa, titola "Basta col pacifismo, arriva l'ISIS, armiamoci. SOS da Tripoli, ma Renzi ora frena. Non è tempo di intervento, per forza. Abbiamo smantellato la difesa." E l'ex capo oddio, questo è un lapsus freudiano, stavo dicendo l'ex capo di Forza Italia, fino a prova contraria lo è ancora, Berlusconi, dice: sulla Libia noi responsabili, attaccare Gheddafi fu un errore. E certo, perché, come si dice, quando tutti in nome di una paventata giustizia dissero che era giusto diciamo far cadere quello che era la dittatura di Muammar Gheddafi, inneggiando la primavera araba, a casa, viva la primavera araba, buttiamolo giù, bombardiamo, facciamo, disfiamo, liberiamo questi stati dalle dittature, dal terrore, dall'inciviltà, dalla barbarie. E poi invece come al solito qui si fa i conti senza l'oste, perché per l'amor di Dio è vero, è assolutamente vero come linea di principio, come concetto generale, che è cosa buona, è cosa bella liberare diciamo eventualmente delle popolazioni che sono preda di dittatori, no? Liberarli, renderli liberi. Che cosa più bella della parola libertà, Villa, è chiaro. Però poi, insomma, paese che vai, usanza che trovi, devi anche capire che cosa succede dopo, perché è vero, mandiamo via il cattivo, mandiamo via il dittatore, che poi una fainette,
le Noche. Però poi dopo chi c'è dietro di lui? Che cosa succede? Chi arriva? Quali sono le conseguenze? Quali sono gli assetti politici? Il problema è che non ci hanno pensato. Dietro c'era il nulla e questo nulla è stato occupato da chi sappiamo oggi. Ma io posso pensare di non pagare una multa, dico una stupidata, e poi dico le conseguenze, vabbè, quello che sarà, la peggio raddoppia, mi toccherà tirare fuori qualche soldino in più, faccio ricorso, non lo so, sto inventando una stupidata a caso. Ma qui, cioè, non è che si può sottovalutare una cosa così importante, così impattante, attenzione, perché qui non impatta solo ed esclusivamente su quello che è lo scenario arabo, comunque del Nord Africa piuttosto che del Medio Oriente. Qui è una cosa, ragazzi, che purtroppo si sposta e agisce in tutto, cioè influenza tutto il mondo occidentale. Infatti, voglio dire, ultimo solo in ordine di tempo, quell'attentato che è avvenuto in Danimarca, a Stoccolma, poche settimane fa, a Parigi. Non so cosa dobbiamo aspettarci. Effettivamente, come dicono loro, il missile Scud su Roma. Questi saranno un po' i temi e le riflessioni di questa trasmissione. Dopo la pubblicità potrete intervenire in diretta voi che ci state ascoltando allo 0266203529. Dopo la pubblicità, mi raccomando. Invece fin da subito gli SMS fin da subito al numero 346 642 7756. Vi ricordiamo anche che, e qui apriamo una piccola parentesi, è attivo il numero amico, il centralone, lo 0266 234 234, che è il numero che dovete comporre per avere tutte le informazioni utili e necessarie sulla manifestazione di Roma che ci sarà il 28 di febbraio. Mi raccomando, non fate confusione, non chiamate questo numero per andare in diretta. Infatti, qualcuno lo fa. Qualcuno l'ha fatto. Quindi, se siete all'ascolto, volete andare a Roma, ma non avete ancora prenotato il posto sul pullman, se non sapete qual è il pullman che parte dalla zona più vicina a casa vostra, se avete tutte le informazioni da richiedere, fatelo 0266 234 234, perché c'è sempre qualcuno pronto a rispondere e a darvi una mano. Molto bene. E allora, come consuetudine, parte la prima rubrica del martedì. Attenti a quei due. Il martedì per 3 minuti si trasforma in Attenti a quei tre, con il nostro collega giornalista televisivo di Prima Rete Lombardia e opinion leader Vladimiro Poggi. Buongiorno Vladimiro. Buongiorno a voi, quest'oggi dovrete perdonarmi, ma vi parlerò dalla strada. Oh! E quale occasione migliore? Giornalismo d'assalto, giornalismo da strada, così ci piace. Per parlare di questo spinosissimo argomento che purtroppo ci tocca subire. Allora, siamo a sud di Roma e questa è l'ennesima dichiarazione e minaccia dell'ISIS che dalla Libia promette di invadere l'Europa passando dall'Italia e distruggendo Roma. Ma cosa sta succedendo? E chi sono davvero questi dell'ISIS? Sentiamo il Poggi. In effetti qui abbiamo creato una frittatona buttando dentro di tutto e poi piangendo sulla frittata bruciata più che sul latte versato, perché in effetti dobbiamo non avere la memoria corta e ricordarci bene da dove arriva questo califfato tagliagola, tagliateste dell'ISIS. Loro sono le primavere arabe, ovvero coloro che gli occidentali, con in testa gli americani, i francesi, ma anche gli inglesi e in parte anche i russi, hanno salutato con favore nell'abbattimento dei dittatori sanguinari come Saddam Hussein in Iraq e poi come Muammar Gheddafi in Libia. E via via hanno dato speranza, luce, fascino e chi più ne ha più ne metta ad ogni rivoluzione medio orientale o nordafricana. Di fatto però i nostri amici americani si sono dimenticati che non basta finanziare dei guerriglieri per poi mettere le mani sul petrolio e sulle risorse del sottosuolo di quei paesi, perché voglio dire il famoso proverbio cornuto e mazziato qui non vale tanto. Infatti questi signori, alla luce non della croce che è un nostro simbolo, ma della luna, della mezzaluna di Maometto e di Allah,
hanno preparato una controffensiva con i controfiocchi, per non utilizzare altri termini un po' meno eleganti. Infatti, consapevoli di avere sotto i loro piedi tutta la ricchezza di idrocarburi e di petrolio del mondo, io ricordo semplicemente che la porzione tra Siria e Iraq, dove quel buffo signore del califfo ha proclamato il califfato, è il punto con più petrolio al mondo. Pensate che in quella porzione ci sono 10 volte le giacenze petrolifere dell'intera Siria. Allora, voi capirete bene che se il califfato fosse nato in Serbia, in Croazia o in Montenegro, insomma, tutta questa campagna non sarebbe neanche sorta. Come sempre il dio denaro, e in questo caso il dio petrolio, la fa da padrone. Ora abbiamo un problema. Il problema è che questi signori sono stati finanziati ed armati dall'Occidente, vogliono tenersi il loro petrolio, e per rendere più plausibile la causa sporca, indignitosa del petrolio e dei soldi, si sono messi in testa di dire: sapete cosa c'è? Facciamo gli jihadisti e facciamo vedere all'Occidente che con tutti i soldi che adesso ci siamo fatti col petrolio possiamo anche minacciare l'Italietta. È chiaro che la NATO non permetterà mai all'Italia di essere minacciata o attaccata, ma il problema semmai è ulteriore, perché a me non spaventano le minacce di un missile contro la Sicilia, mi spaventa più che altro la quantità fatta di migliaia di persone di cui non conosciamo né il nome né il cognome, e soprattutto non sappiamo perché sono qui in Italia, che sono persi nei nostri vicoli, nelle nostre vie, nelle nostre strade, perché sono letteralmente scappati e sono sconosciuti alla legge italiana e al Ministero degli Interni. Ultimo dato prima di salutarvi: ogni centro accoglienza ha una falla mediamente del 23% di fuga, cioè noi incameriamo tantissime persone con motivi i più svariati, dal rifugiato politico alla fuga dalla guerra, alla fuga dalla fame, e almeno in media il 23% di questi disperati scompaiono misteriosamente e sono in Italia ma non hanno né un nome né un cognome. E questa è la sicurezza nazionale? Caro ministro Alfano, io prima di dire che l'Italia saprà difendersi comincerei a fare due conti con la memoria e soprattutto con lo stato delle cose. Per il momento è tutto, restituisco la linea e ci risentiamo presto, martedì prossimo, con Attenti a quei due. Ebbene, avete sentito anche questo martedì il nostro Vladimiro, grande opinion leader. Sembriamo quasi una di quelle trasmissioni serie, quelle che vanno sulle altre radio e che hanno il loro opinion leader. Noi abbiamo il nostro. A parte le sigle che non partono. Vabbè. Vabbè. È il bello della diretta. È sempre qui, ridiamo, sorridiamo, perché di fronte a uno scenario del genere non si può che, tra virgolette, provare a sorridere e a ridere, seppur poco c'è da ridere, visto che, come dicevamo poc'anzi, l'invasione, leggendolo appunto dalle pagine dei principali quotidiani nazionali, l'invasione continua, sbarcati altri 30.000, da non dimenticare la minaccia fatta da il sedicente califfo, così chiamato, non ho capito perché sia sedicente, comunque non importa, che appunto se l'Italia si azzarderà a, come si dice, a fare un attacco di terra o a di mettersi aria, in forza, esatto, loro ci faranno sbarcare qui un bel po' di terroristi. Vabbè, Questo hanno con tutti dichiarato. quelli che sono già arrivati, ormai uno più uno meno. Cosa abbiamo, una telefonata? Non c'è la pubblicità, Giulio?
Allora, velocissimo facciamo in fretta. l'ascoltatore. Pronto? Pronto, Gigi da Milano. Ciao Gigi. Ciao. Due cose veloci. Sì, che c'è la pubblicità. La prima riguarda Renzi e le comunicazioni che fa e i giornalisti e i giornali. Renzi parla alla segreteria del PD e i giornali e i giornalisti riportano notizie del ministro, del capo del governo, che fa proclami. Allora, il PD non mi rappresenta e non ci rappresenta, quindi nessun giornalista dovrebbe mai riferire come notizia del capo del governo che lui fa affermazioni di un certo tipo. Se quello non ha ancora imparato che rappresenta l'Italia, dovrebbe parlare in Parlamento e non solo alla segreteria del PD. E noi dovremmo essere stanchi di questo modo di fare giornalismo. Ultima cosa, vediamo di avviare una campagna, so che la Lega non può farlo e noi non possiamo farlo, però che tutti gli extracomunitari e non anche quelli che non ci piacciono così, si venga fermati per strada dalla polizia, dai carabinieri, eccetera, cominciamo a identificarli tutti, foto, se non hanno carta d'identità, eccetera, e tutti. Questo è quanto dovrebbe essere fatto da ieri. X è una potenza. X è un fattore che ti rende unico. X è il segno di una scelta. X è mistero, X è trasgressione, X è sexy. X è un momento che non può aspettare. Fiat 500X è arrivata. Più grande, più potente e sempre pronta all'azione. Scopri il crossover Fiat disegnato, progettato e costruito in Italia. Vieni a provarlo anche sabato e domenica in tutte le concessionarie Fiat. Non è per la radio touchscreen con Bluetooth, non è per il cruise control e neppure per i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Non è neanche per il rilevatore di stanchezza e per il sistema di frenata anticollisione multipla di serie. La vuoi perché è una Golf. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Tech, tua con progetto valore Volkswagen da €169 al mese, anticipo €5.516, TAN 3,99 e TAIC 5,87 fino al 28 febbraio, anche sabato e domenica. Info su Volkswagen.it. Mi racconti la solita storia? C'è anche stavolta un'auto che puoi comprare a rate e aggiungere accessori, assicurazione e... assistenza. Giusto! E dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. La storia è cambiata. Solo con Toyota Paper Drive puoi restituire l'auto in qualsiasi momento senza pagare la maxi rata finale. Nuova Igo è tua a €100 al mese, TAG 718. Dettagli su toyota.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità. E se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860. 800 700 860. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù.
Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un sistema che fa scendere le tende senza usare la scala? Chiama il numero 02 36 51 64 40. Su e giù per non cadere più. www.gmg-srl.net. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Figlia dell'amore, diamo son dei pensi tuoi, lai da la 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 la. Eccoci qua, bentornati ad Attenti a quei due, seconda parte dopo la pubblicità, ma non facciamo perdere soldini a chi già è in attesa. Sentiamo il nostro ascoltatore. Pronto Andrea Villa, ciao. Ciao Sino, grande amico, grande militante della Lega che non chiamava da un po' di tempo, però ti tiriamo le orecchie, a volte ci sono delle defianze, capito? A volte mi dice come va, gonfevele? No, va gonfevele. Ecco, bene. Senti una cosa, io mi sento altamente discriminato, la telefonata precedente che ha detto che bisogna fermarli a uno per strada, voglio essere fermato anch'io, identificato, hai capito? Se no mi sento discriminato, questo non va bene fermare solo identificare gli immigrati clandestini, anch'io voglio essere identificato, fermato, perché altrimenti qua non va bene, o no? No, non va bene, ma secondo me chi di dovere ha già i tuoi poster attaccati sul muro, le varie questure, polizie, ci avranno le foto segnaletiche tue wanti di Sino. Sì. Ho capito, però sai come per strada, siccome giustamente bisogna identificare le persone, vorrei che identificassero anche me, anche gli altri, anche i miei concittadini, i milanesi, tutte le gente, gli anziani, anche loro. Sì, non ci sei a Roma il 28? Certo che sì. Ho già pagato e prenotato, Bravo, ci vediamo a Roma allora, Sino. Sì, ci vediamo a Roma. Senti qua, attenti a quei due, attenti a quei tre. Come fate a diventare ogni tanto tre, poi due, quei tre? Spiega. Noi ci moltiplichiamo. Attenti a quei tre solo per 3 minuti, capito? Ecco, capito. Sì. Bene ragazzi, buon proseguimento. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao Sino. Ciao. Giusto per restare sull'onda della telefonata di, come si chiama? Sino. Ci interrompiamo perché c'è l'intervento di Fabrizio Cecchetti in Consiglio regionale Lombardia. Vicepresidente del Parlamento lombardo. Lo ascoltiamo. Non stiamo parlando di fantapolitica. In Italia ci sono regioni a statuto speciale che trattengono il 100% delle tasse pagate dai loro cittadini, mentre ci sono regioni a statuto ordinario che ricevono dallo Stato centrale molte più risorse di quelle che riescono a generare nei loro territori. È il caso ad esempio della Campania, che ha un residuo fiscale negativo di oltre 14 miliardi. Queste disparità di trattamento devono finire, soprattutto perché la Lombardia non è più in grado di farsi carico, insieme a poche altre regioni, delle spese e delle inefficienze strutturali che il Paese si trascina ormai dal dopoguerra. Non possiamo più essere il bancomat dell'Italia. La discussione su questa proposta di referendum autonomista cade in un momento in cui il governo e la maggioranza parlamentare si apprestano a varare una riforma costituzionale che rappresenta la pietra tombale sulle aspirazioni federaliste. L'opposto di quello che abbiamo sempre sostenuto quasi trasversalmente in quest'Aula, almeno fino ad oggi. Una riforma che stabilisce addirittura che lo Stato si riserva la possibilità di intervenire in ogni fase dei processi di reperimento delle risorse da parte degli enti locali e delle regioni, concetti totalmente in antitesi con le teorie federaliste. Infatti, nel momento in cui lo Stato si riserva in esclusiva la possibilità di determinare le soglie dei margini di autonomia e di eliminarli alla radice, non si potrà più
parlare in alcun caso né di federalismo né di autonomia. Allora, proprio dalla Lombardia deve levarsi un grido contrario a questo processo neocentralista, una voce che rivendica quanto questa terra abbia bisogno di essere autonoma e sia in grado di autogovernarsi in modo serio, dinamico, innovativo e concreto, dimostrando di essere vicina alle esigenze dei cittadini, del tessuto produttivo e della società lombarda in generale. E questa voce di libertà non può ridurci solamente a documenti votati da quest'Aula o alle proteste del Presidente Maroni, ma deve essere accompagnata dal voto popolare che potrà dare forza e legittimazione alle istanze autonomiste e federaliste. Vorrei a questo punto fare qualche breve considerazione sulle posizioni espresse da parte di alcuni esponenti dell'opposizione. Mi stupisco ad esempio quando leggo che il capogruppo Brambilla e il segretario Alfieri, persona tra l'altro che stimo in maniera sincera, bollano come inutili il referendum perché a loro dire con tempi brevi si potrebbe ottenere il trasferimento di maggiori competenze e risorse alla Lombardia come già previsto dalla Costituzione. Ebbene, i due colleghi democratici trattano questa tematica come se il governo fosse pronto domani mattina a riconoscere forme spinte di autonomia alla nostra regione. Ma sappiamo bene che non è così semplice. Regione Lombardia ci prova da anni ad ottenere una devoluzione di poteri e risorse da parte dello Stato centrale, ma quello che è stato ottenuto al di là dei governi che si sono succeduti è poco o nulla, e le notizie che arrivano da Roma circa il dibattito sulla riforma del titolo quinto non vanno certo nella direzione di quel decentramento più volte auspicato da quest'Aula. Ricordo infatti le discussioni in questo Consiglio durante le scorse legislature in merito al cosiddetto modello federalista lombardo, dove il centro-sinistra allora supportò la proposta, oppure le richieste da parte del Partito Democratico della Lombardia per un federalismo ancora più spinto rispetto a quello che stava portando avanti l'ultimo governo di centrodestra. O ancora quando penso che è stato proprio il centro-sinistra a riformare il titolo quinto della Costituzione, devolvendo importanti competenze alle regioni. Ricordo poi al Partito Democratico che il quesito formulato sull'articolo 116 della Costituzione e non sullo Statuto speciale si rende necessario dal momento in cui il vicino Veneto si è visto impugnare proprio dall'attuale governo la proposta di referendum sulla specialità e l'indipendenza. Noi vogliamo far votare i cittadini e non certo rischiare di vederci bocciare la richiesta di referendum. Ritengo inoltre che un referendum rappresenti la base e l'essenza stessa della democrazia e che non faccia onore a nessuno. Oggi l'ha fatto più volte il consigliere Ambrosoli, parlare di soldi buttati quando si interpella il popolo. Costi che in qualsiasi caso si ridurranno sensibilmente con il voto elettronico, e da questo punto di vista ringrazio il Movimento 5 Stelle per la proposta, che sicuramente sarà innovativa da questo punto di vista, e con l'accorpamento, come abbiamo già ricordato, di altre consultazioni. Quindi i 30 milioni, caro non lo vedo, consigliere Ambrosoli, non saranno più 30 milioni e lo sapete benissimo, Auspico pertanto che il Partito Democratico torni sui suoi passi. Consiglieri, per cortesia. Prego, Vicepresidente. Auspico pertanto che il Partito Democratico, dicevo, torni sui suoi passi e che tutte le forze politiche presenti in quest'Aula si esprimano quantomeno a favore del diritto di decidere dei lombardi. Serve un atto di coraggio da parte di tutti, proprio come ha fatto il Partito Socialista in Spagna, che si è schierato contro l'indipendenza della Catalogna, ma a favore della possibilità che i catalani si potessero esprimere sul loro futuro. Non bisogna perciò aver paura di consultare il popolo. Ascoltiamo il volere della gente, senza vincoli di partito, e poi comportiamoci in base alla volontà espressa dai cittadini. Chiediamo ai lombardi oggi di scegliere tra uno Stato centralista che abbia la supremazia su qualsiasi ente territoriale e una regione autonoma
più vicina al territorio, che possa utilizzare le risorse prodotte dalla propria gente per fronteggiare prima di tutto la crisi economica. Ricordo infatti che non siamo più nel periodo in cui la Lombardia poteva anche permettersi di inviare ingenti risorse allo Stato centrale. La situazione ormai è critica e se nel giro di poco tempo non diamo una svolta netta a quello che è l'attuale sistema, rischieremo a breve di dover affrontare scenari estremamente problematici e difficili da prevedere e gestire. Secondo i dati Istat, infatti, nel giro di 5 anni la disoccupazione in Lombardia è aumentata del 250%, la disoccupazione giovanile è quasi triplicata e sono fallite 16.000 aziende. Inoltre, dai dati diffusi ieri da una delle principali agenzie di rating d'Europa, si evince che in Lombardia nel solo 2014 sono stati persi 40.000 posti di lavoro, 220.000 in totale dal 2008 al 2014. Nonostante questa situazione disastrosa, sicuramente da non imputare al governo regionale, dallo Stato italiano abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere provvedimenti che hanno portato solo all'aumento delle tasse e alla continua diminuzione dei trasferimenti agli enti locali. Questo processo di ricentralizzazione delle risorse non ha fatto altro che peggiorare ancora di più la situazione, portando alla riduzione di 1/3 della capacità di bilancio regionale e una diminuzione generale dei servizi erogati dai comuni, obbligando di fatto i nostri sindaci ad essere dei meri passacarte di Roma. Lo Stato ha dimostrato nei fatti che non è in grado di gestire le risorse dei territori meglio dei nostri enti locali. Inoltre, sotto gli occhi di tutti, quanto la Lombardia presenti speciali caratteristiche che legittimano fortemente le richieste di devoluzione. Siamo riconosciuti come la locomotiva d'Italia e motore d'Europa. Abbiamo gli standard di efficienza più alti del Paese, con un rating addirittura superiore rispetto a quello dello Stato centrale. Presentiamo il rapporto più basso tra dipendenti regionali e numero di abitanti. Abbiamo costruito un sistema sanitario tra i migliori al mondo e siamo stati innovativi e apripista in molti settori. Siamo poi confinanti con la Svizzera e pertanto penalizzati da una concorrenza che non è appesantita dai vincoli, dalle tasse e dalla burocrazia che il nostro tessuto socio-economico è costretto a sopportare. È paradossale infatti come i cittadini del Canton Ticino e del Canton Grigioni, così vicini e simili ai lombardi, possano vivere in condizioni di libertà economiche e sociali tanto più ampie rispetto alle nostre. Ne sono esempi, oltre al regime fiscale federale che garantisce che la gran parte delle risorse rimangano nei cantoni, anche la possibilità per il popolo svizzero di esprimersi tramite referendum vincolanti su qualsiasi tematica. E qui invece qualcuno ha paura di consultare i cittadini sul loro futuro. È assolutamente pazzesco. In conclusione, spero che almeno per una volta e su un tema così importante la politica lombarda si unisca nell'interesse esclusivo della nostra terra e della nostra gente, senza far prevalere logiche di partito. Diamo la parola al popolo che fino a prova contraria è ancora sovrano e portiamo avanti insieme una battaglia in favore di un federalismo vero e di un'ampia autonomia della nostra regione. Questo referendum è la carta migliore che abbiamo per fare il bene della Lombardia. Non sprechiamo anche questa occasione. I lombardi e soprattutto i nostri figli non ce lo perdonerebbero mai. Viva la Lombardia! Abbiamo sentito il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Cecchetti. Un applauso al suo intervento, arriva anche dagli studi Radio Padania Libera e sono sicuro che arriva anche dalle vostre case, di voi che ci state ascoltando, o dalle vostre auto se siete in automobile, o dagli uffici se siete in ufficio, o ovunque voi siate. Leggiamo l'unico messaggio arrivato, unico perché purtroppo abbiamo un problema col server e quindi non mandate più SMS perché li verranno letti, non so, fra un'oretta o due, non si sa quando verrà ripristinato il sistema.
A parer mio, tanti buonisti di sinistra stanno meditando di convertirsi all'Islam. Viva Salvini e la Lega Nord. Un saluto a Claudio da Trieste che ci ha mandato questo messaggio. L'unico messaggio che riusciamo a leggere oggi. È stato fortunato che era riuscito a mandarlo. Sì, effettivamente Claudio non ha tutti i torti, perché chiaramente allora a questi pacifisti, buonisti, ben pensanti, ventremolli, come li definisco io, è chiaro che fa comodo dire ma sì dai, faccio il musulmano anch'io perché mi conviene, sì, no? Ma sì, perché mi conviene. Vabbè, non fatemi andare avanti perché rischierei di diventare volgare oltre misura e come ogni martedì ecco che arriva la seconda rubrica e la nostra consuetudine, angolo cultura e curiosità. Che cosa accade in quel 17 febbraio? Nel 1600 Giordano Bruno, considerato eretico, viene messo a rogo e arso vivo a Roma, in Campo dei Fiori. Ma poco male, perché 400 anni dopo la Chiesa Cattolica lo riabiliterà. Che problema c'è? Nel 1801 Thomas Jefferson viene eletto presidente degli Stati Uniti d'America e Aaron Burr vicepresidente dopo che il pareggio ottenuto alle elezioni viene risolto dalla Camera dei rappresentanti. Sì, è stata un'occasione particolare, lì c'è stato un pareggio. Ha prevalso la X. Incredibile, incredibile. Nel 1867 la prima nave in assoluto, il primo vascello, attraversò il canale di Suez. Nel 1925 esce, pensate un po', la prima edizione dell'enciclopedia Treccani, quella che tutti hanno in casa sui ripiani del salotto del soggiorno, che a fare si sono bella vista. spaccati la schiena a portare avanti e indietro da casa a scuola. Ecco. E che non l'hanno mai aperta magari. Faceva da contrappeso, anche da spessore, dipende. Nel 1933 il Blaine Act pone fine agli anni del proibizionismo negli Stati Uniti e lo stesso giorno dello stesso anno esce per la prima volta in edicola il periodico Newsweek. Andiamo adesso al 1952. Torniamo in Europa, più precisamente ad Oslo, in Norvegia, dove Giuliana Minuzzo è la prima italiana a vincere una medaglia nella storia dei Giochi Olimpici invernali. Se non mi ricordo male era anche un bronzo forse, nel Super G. Ammetto, non lo so. Nel 1968 a Springfield, nel Massachusetts, la famosa città dei Simpson, apre il... Questo lo leggi tu, Will, perché c'è troppo inglese per i miei gusti. Ma io non è che sei tanto bravo. Mi butto? Vai, buttati. Apre il Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ecco, che fu il vero e proprio museo dedicato alle più importanti personalità della storia della pallacanestro mondiale. Esso onora i più rappresentativi cestisti, i migliori allenatori e gli arbitri, ma non solo, anche i personaggi che hanno dato un contributo fondamentale al miglioramento e all'affermazione del basket. Invece nel 1979 è successo che la Cina ha invaso il Vietnam. Urca! Era il 1984 e in Canada esce come prima mondiale il film gangster drammatico C'era una volta in America, scritto e diretto da Sergio Leone. C'era una volta in America è il terzo capitolo della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta al West e Giù la testa. Nel 1990, e questa è una giornata per tutti gli appassionati dei nostri amici a quattro zampe, non i cani però, no.
viene istituita la giornata internazionale del gatto. E io faccio gli auguri ai 2 gatti che ho a casa. Ecco, e io invece ai 1, 2, 3, 4, 5 che ho in casina. Sì. Ai 2 gatti che ho a casa, perché la sera quando torno sono lì che mi aspettano. Quelli là invece mi aspettano solo quando devo mangiare. Beh, e poi loro, ognuno per sé, Dio per anche loro mi aspettano perché sanno che gli do da mangiare. Però li saluto. Era il 1992, viene condannato all'ergastolo il serial killer Jeffrey Dahmer, meglio conosciuto come il cannibale di Milwaukee, che fu ritenuto responsabile di 17 omicidi usando metodi particolarmente cruenti, in cui riservò alle sue vittime atti di violenza sessuale, necrofilia, cannibalismo e squartamento. Fu così condannato all'ergastolo, ma, ironia della sorte, fu ucciso da un detenuto affetto da schizofrenia. Sempre nel 1992, però a Milano, restiamo a Milano, alla grande dove Milano. Il socialista Mario Chiesa, che all'epoca era presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato dopo aver incassato una tangente di 7 milioni di lire da un'impresa di pulizie in cambio della concessione di un appalto. Da qua ha avuto il via la famigerata inchiesta giudiziaria Mani Pulite, quella che tutti ricordano. Quelli che seguivano il TG4 ricordano gli eroici collegamenti di Emilio Fede con Paolo Brosio davanti al Palazzo di Giustizia, col tram che passava dietro e le macchine che lo schizzavano d'acqua. Sì. Già. Speriamo che Dio si insini nella mente di qualche magistrato e insomma che questa pulizia possa anche riprendere. Ma non solo a Milano, dappertutto ce n'è da fare. Nel 1996 a Philadelphia, in Pennsylvania, il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov batte il supercomputer Deep Blue. Siamo nel 2008. Il governo provvisorio del Kosovo proclama unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia, dando vita alla Repubblica del Kosovo. Nel 2009 Walter Veltroni si dimette dalla carica di segretario del Partito Democratico in seguito alla sconfitta elettorale delle elezioni regionali in Sardegna. Attualmente Walter Veltroni è commentatore cinematografico presso Iris. Indovinate di chi è l'Iris? È un programma televisivo di Mediaset. Fanno dei bei film. Sì. Invece l'ultima notizia di questa rubrica risale al 2011 con la giornata della collera, che è quella che ha dato il via alle sommosse popolari in Libia contro il regime di Muammar Gheddafi. E poi abbiamo visto com'è terminata. E ci ricolleghiamo alla stretta attualità odierna. Hai visto? Che caso? E poi nel calendario di oggi si festeggia San Donato Martire, auguri a tutti i Donato all'ascolto. E io direi anche a tutti i cittadini di San Donato Milanese, perché no? Giusto, ci sono anche loro. Mentre invece il proverbio del giorno è Don, Ven e Fortuna cambia tame la luna. Ebbene, e anche oggi è finita la nostra rubrica, ma non è finita solo la rubrica, caro mio, è finita anche la trasmissione. Oggi è finita tutta la trasmissione di Attenti a quei due di oggi pomeriggio. Oggi è volata, oggi la trasmissione è volata, un po' perché abbiamo cominciato 5 minuti dopo, un po' perché abbiamo avuto piacevolmente la fortuna di avere l'intervento di Fabrizio Cecchetti in Consiglio regionale sull'autonomia della Lombardia, sul referendum, oggi in diretta durante la nostra trasmissione, che è stata una casualità, ma il nostro amico Fabrizio Cecchetti, che molto spesso è anche ospite di Attenti quei due, insomma, è stata una bella coincidenza, diciamo che è stata proprio una bella coincidenza. Ogni tanto ci prepariamo per i saluti. E Alessandro, come possiamo salutare se non regalando ai nostri ascoltatori una perla, una grande perla della musica che rimarrà sicuramente scolpita nelle memorie di tutti gli ascoltatori, e non solo, perché anche se noi non l'abbiamo seguito, purtroppo
il Festival di Sanremo è come una piovra tentacolare che ti invade ed entra in ogni campo della tua vita, anche se tu non vuoi, io avrei preferito che vincessero Biggio e Mandelli con la loro splendida canzone. Magari la facciamo ascoltare settimana prossima. Dai, facciamola ascoltare perché è bella. È bella, è bella. Come avrete capito, questa è grande amore del trio Il Volo. Bene, cari amici, seguirà a noi Marco Pinti e sicuramente vi parlerà anche della provocazione, del tweet, di ciò che giustamente ha detto Salvini in merito al numero verde aperto da, credo, il Ministero degli Interni per le discriminazioni razziali. No, adesso non vorrei usare un termine improprio. Comunque Salvini dichiara: i padani sono vittime di una pulizia etnica coordinata dall'Europa, e poi potete trovarlo un po' su tutti i quotidiani online. Questo chiaramente era il titolo del Fatto Quotidiano, che l'ha fatta un po' più grossa di quella che è. In realtà Salvini parla di una sostituzione etnica. Come sempre Matteo Salvini, devo dire che c'entra nel segno perfettamente quella che è l'attualità e quelle che sono le questioni correnti della vita di tutti i cittadini, al millimetro, oserei dire. Assolutamente sì. Ricordiamo per ultima volta il numero amico 0266 234 234, il centralino che vi dà risposta anche adesso per tutte le informazioni che vi servono per partecipare alla grandissima manifestazione di sabato 28 febbraio a Roma per dire Renzi a casa. Chiamate se volete sapere qual è il pullman che parte più vicino a casa vostra, 0266 234 234. Ecco, io mi permetto di dedicare questa canzone a Federica. Non so se tu vuoi dedicarla anche tu a qualcuno. La dedichiamo alla gente. Oh, molto bene. Salutiamo il nostro regista Giulio Cesare Carnelli, faccelo ascoltare ancora un minutino. È veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata del martedì.